C'era una volta l'Italia, il paese del calcio dove i campioni uscivano dai campetti di periferia meglio della catena di montaggio di Mirafiori. Poi la modernità, le smanie dei presidenti la globalizzazione hanno fatto il resto. L'europeo degli azzurri rispecchia la realtà del mondo pallonaro italico. Dei 23 convocati da Cesare e Prandelli, i veri nazionali si calcolano con il sestante. Al di là delle alchimie tattiche e le teorie matematiche di Coverciano, l'Italia più che la frutta è arrivata al biscotto. Squadra spenta, gioco inesistente, si spera troppo nelle individualità del singolo. Elementi troppo pompati, mentre chi potrebbe giocare viene impiegato male e tardi. Contro la Croazia Prandelli non ha voluto fare quello che gli spetta, il commissario tecnico, cambiare, mettere dentro giocatori con la voglia di lottare. Balotelli è più uomo copertina che giocatore di calcio. Fisico e tecnica ci sono, ma quando pensi esclusivamente a quella cosa, il fico viene da sé. Cassano viaggia a 2 velocità, ingrana male quando serve, sfriziona quando serve. Si era detto che la difesa della Juve era la garanzia di solidità. Se escludiamo San Luigi da Carrara, si è visto. E sugli scudi De Rossi, un mix tra Kaiser Franz e il Piscinin. Pirlo, la nostra luce, Di Natale Giovinco. Lunedì sapremo il nostro destino. Se non facciamo almeno 3 gol all'Irlanda e Spagna-Croazia pattano da 2-2 in su, come si dice da queste parti, dovizenia. Se andrà male partirà il solito copione scritto dal palazzo per giustificare l'Austerlitz al contrario. La colpa della stampa italiana, troppo critica, la più severa del mondo. Nell'attesa